La mia presenza questa sera è veramente dovuta a una mia grande affezione, a una mia grande stima, a una mia grande fraternità con Giulietta Sacco. Pensate che Giulietta Sacco è venuta la prima, io l'ho conosciuta a Teatro 2000, che venne lei e il papà a sentire Mario Tremi e venne nel camerino a salutarmi. Dice, il papà disse, sai, questa è mia figlia, sei cominciato a cantare, ma c'è il figlio, non posso dire sciocchezze, perché io le sciocchezze non lo so dire. E allora, quando l'ho vista, ho detto, ma tu canti? Dice, sì, io canto. E mi disse il papà, mi disse, questa c'ha una bellissima voce. Poi non ci siamo visti per, diciamo, quasi un anno. A un certo momento vado giù alla Zeus, una casa discografica che esiste ancora a Napoli, del grande Marrucci Junior. E a un certo momento incontrai questa Giulietta Sacco. E il signore Spedito Marrucci Junior, perché adesso c'è il nipote, Spedito Marrucci della Zeus, mi disse, vieni qua, ti faccio sentire questa ragazza. Quando ho sentito Giulietta Sacco, io ho avuto l'impressione, perché io sono un appassionato, sfegatato degli artisti degli anni 50, 60, 70, gli autori degli anni 50, 60, 70, poi vado a finire a Paciolino, Mignoretti, Donna Luna, eccetera, eccetera. Questa Giulietta Sacco, quando l'ho sentita, io ho detto, vicino a Barrucci, il proprietario della Zeus, e si dice, ma che sono Gita Mignoretti? Lui mi disse, ma tu che dici? E allora fai una cosa, prendiamo un 78 giri della Gita Mignoretti e mettiamolo vicino a questa ragazza che si chiama Giulietta Sacco, e così è successo. Allora, noi abbiamo avuto qui a Napoli, dopo le grandi artiste che, per l'amor di Dio, hanno fatto la loro storia, cioè la Maria Paz, la Gloria Cristiana, la Veramanti, la Isalanti, che voglio dire, la Emamola addirittura, perché venisse la Maria Paz. Napoli ha avuto una cantante che si chiama Giulietta Sacco, che se voi chiudete gli occhi ascoltando Giulietta Sacco avete l'impressione di vedere Napoli. Perché la Giulietta Sacco è uno dei nomi di questa storia di Napoli rimasto. Speriamo di stare ancora per 100 anni, me lo auguro io stesso. Però Giulietta Sacco non è una cantante semplice da dire, che come ti va, per presentare qua da quello, no. Giulietta Sacco è stata una cantante che per me, dopo la Gita Mignoretti, lei era la cantante più importante che ha avuto la storia di Napoli e che ha avuto Napoli. Non devo aggiungere niente più perché Giulietta mi sta nel cuore. Tutto quello che ha detto la Galera è stato veramente una cosa molto bella, molto importante. Noi abbiamo solamente un difetto, noi napoletani, compresi i nostri governanti. Suonacelo quando moriamo, ma quando siamo vivi ci ignorano. E questo è